Bonjour à tous et bienvenue dans Ecampacui sur notre page Facebook France Bleu RCFM. Nous avons choisi cette semaine le village de Coutoulier-Courtitiade. Nous allons retrouver deux apiculteurs de père en fils, Pierre et son fils Pierre-François Thor, apiculteurs sur la commune de Coutoulier-Courtitiade. On les retrouve tout de suite sur leur exploitation. France Bleu, RCFM. Siamo da Piaggia di Cutuli, siamo in un luogo che mi è prestato per amici, sono una trentina d'anni che metto i miei pugni qui e diciamo perché un problema aveva in piazzamenti e oggi anche l'urbanizzazione, diciamo, siamo in un paese a Iacino, c'è assai, come potete vedere, c'è assai costruzione, ma abbiamo la chance di avere amici che ci prestano qualche luogo per mettere i nostri pugni. Io mi percorso, ho fatto una formazione negli anni 80 al GPS di Corti e mi sono installato in 84. Poi piano piano ho montato diciamo, tutti i miei pugni, per giungere fino a 400-500 pugni e per provare a campare di questa fare qui. All'epoca non era mica facile, ancora, ma non era veramente mica facile di campare della produzione di umeri. E dopo ci siamo riuniti un po' e abbiamo messo in piazza questa appellazione d'origine controllata che ci permette di valorizzare il nostro prodotto e di proteggerlo per rapporto a tutti i mieli che pongono di altro. Oggi ho 57 anni, anche se non si vede mica, ma è ora di passare a un'esploitazione piano piano a un violo. Oggi sono 3 anni che traccia di installarsi e io spero sempre basta fare qui anche quando sarà già ritirata, perché quando c'è la passione, quando si è montata una fare così, non si può mica di allentare. Dunque, ma boh, questo è un po' pianino, diciamo. E mi faccio piacere che come violo, che i giovani ripiessero questa fare qui, perché siamo un po' di apicoltori che abbiamo lavorato per mettere in piazza questa appellazione e siamo un po' che avevamo i nostri violi qui ripieno in nostre exploitazioni. Ah oui, pour moi c'était tout à fait naturel. Je veux dire, j'ai toujours été aux ruches. Mon père m'emmenait aux ruches quand j'étais petit, sur des transhumances, pour faire des visites de ruches. Donc c'était assez naturel. J'avais hâte de passer mon bac pour pouvoir travailler et devenir apiculteur. Notre gamme, on a nos 6 miels de la gamme AOP et miel de Corse. Et en plus des 6 miels, on fait du pollen et on essaye de se diversifier en faisant quelques produits dérivés comme des bonbons par exemple. Nos projets, c'est déjà dans un premier temps de continuer à produire le miel qu'on produit, donc c'est-à-dire nos 6 variétés, et après par la suite d'essayer de développer quelques produits dérivés à partir de notre miel. E domani di un giorno circaore in linguistica chi sarà con noi, di originario di no di Stubaese, di Coutoulier-Courtitiado, di Francesco Maria Luneschi chi sarà con noi domani. A domani dunque per Azeuda de Campacui, sempre in Coutoulier-Courtitiado. France Bleu, RCFM.